Questo è l'intervento che avevo preparato per l'isola di mercoledì scorso. Purtroppo, appunto, come diceva Gigi, mi sono beccato l'influenza di stagione e non ho potuto essere presente. E visto che l'argomento è ancora molto attuale, ho deciso quindi di proporvelo questa sera. Alcuni mi accusano di fare del bieco anti-berlusconismo, quando Berlusconi non conta più nulla e che bisogna quindi voltare pagina e guardare al futuro. Nulla di più sbagliato. In questi ultimi giorni si è potuto toccare con mano che il Caimano è ancora vivo e vegeto grazie ai numerosi maggiordomi che ancora sono al suo servizio sia in Parlamento che nella società civile. Dopo la sentenza del processo Mills si sono viste chiaramente che molti suoi maggiordomi, sfidando il ridicolo e la logica, hanno scritto e detto menzogne così grossolane che farebbero arrossire di vergogna chiunque avesse un minimo senso del pudore. Guardate i titoli dell'altra domenica di questi due giornali al servizio permanente del Caimano. Hanno lo stesso titolo cubitale, usano le stesse incredibili menzogne. Ora vi leggo l'inizio dell'editoriale di Vittorio Feltri. Tutto previsto, tutto ridicolo. Dopo 2600 e passa udienze non sono riusciti a condannare Silvio Berlusconi. Se lui non è un santo e a questo punto neppure beato, i magistrati non sono fenomeni, altrimenti una condannina, magari fasulla, sarebbero stati capaci di ammollargliela. Zero, nemmeno una contravvenzione nonostante 25 processi. In poche ribe, quante menzogne, quanta improntitudine. Tra le varie perle, Feltri riporta in oltre 2600 le udienze processali che il Caimano avrebbe dovuto subire in questi anni. Avrebbe subito in questi anni. E allora facciamo insieme un rapido calcolo. Se moltiplichiamo gli anni dall'inizio delle sue vicende giudiziarie, che partono da circa 14-15 anni, e li moltiplichiamo per i giorni dell'anno, emerge un dato. Se fosse vero che le udienze sono state 2600, in questi anni Berlusconi avrebbe dovuto avere un'udienza un giorno sì e un giorno no, incluse le vacanze e le feste comandate. Vi sembra verosimile, tenendo anche presente che in questi anni, con i vari lodi e impedimenti e legittimi impedimenti, per anni i suoi processi sono stati bloccati? Come vedete, una panzana clamorosa. Adesso vediamo se Berlusconi non ha mai preso una condannina, come scrive sempre Feltri. Dei 25 processi, 5 si sono conclusi con una soluzione, di cui 2 con una condanna, dopo una condanna in primo grado, relative ai processi sulla Guardia di Finanza e Medusa. Ha poi avuto 5 archiviazioni e si è giovato di 2 amnistie. Si è salvato poi con 6 prescrizioni del reato, si è giovato poi di 2 depenalizzazioni nei processi Olli Berian e Smea Ariosto, tutte e 2 per falso in bilancio, con la motivazione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, grazie a una delle tante leggi ad persona votate dalla sua maggioranza che abolisce di fatto il falso in bilancio. E 5 sono i processi ancora in corso: Mediaset, Media Trade 2, caso Ruby, il nastro Fassino e consorte, stragi mafiose del 1993. Ricapitolando, Berlusconi è stato condannato 3 volte in primo grado, poi se l'è cavata 6 volte per prescrizione, 2 per la depenalizzazione del reato e 2 per un'amnistia. Questa è la storia giudiziaria di Berlusconi. Ribadisco un concetto già più volte espresso. Senza le leggi fatte su misura per lui, Berlusconi oggi sarebbe ospite delle patrie galere. Comunque accetto scommesse. Per quanto riguarda il processo Mills, appena concluso per prescrizione, io faccio una preghiera a Berlusconi: dia mandato ai suoi avvocati di ricorrere in appello e io scommetto che Berlusconi si terrà ben stretta questa prescrizione, perché non è innocente. Ecco cosa dice a pagine 367 la motivazione della sentenza della Cassazione che ha condannato definitivamente per corruzione e poi prescritto il suo ex coimputato Mills. Scrivono i giudici: Mills ha agito da falso testimone per consentire a Silvio Berlusconi e al gruppo Fininvest l'impunità dalle accuse, o almeno il mantenimento degli ingenti profitti realizzati attraverso il compimento delle operazioni societarie e finanziarie illecite compiute sino a quella data. Ecco, se il Tribunale di Milano avesse ritenuto Berlusconi innocente, non avrebbe potuto proscioglierlo per prescrizione, ma avrebbe dovuto assolverlo, come recita l'articolo 129 del Codice di procedura penale. Questi sono i fatti. Se qualcuno vi racconta storie diverse, ricordatevi, vi sta prendendo per i fondelli. Arrivederci a mercoledì prossimo.